Tornare a Padova è sempre un'emozione, stasera c'è stato anche comunque un grande spettacolo, a prescindere dal risultato, perché poteva finire a favore nell'ultimo set sia per uno che per l'altro. Sì, oggi è stata una partita divertente perché le due squadre hanno viaggiato per lunghi tratti della partita con altissime percentuali di attacco. Non è stata una partita giocata né da parte nostra né da parte loro con una grandissima correlazione muro-difesa. Sì, nel tie break poteva andare bene per tutte e due le squadre, noi eravamo avanti, avevamo un buon vantaggio, poi non abbiamo assolutamente gestito con lucidità gli ultimi palloni, cosa che invece Padova ha fatto. C'è stato all'inizio forse un po' di nervosismo, poi Molfetta si è imposta benissimo anche nel quarto set, praticamente ha fatto terra bruciata. Sì, nel quarto set abbiamo letteralmente portato avanti la partita con una grande inerzia. Il nervosismo, devo dire che sono un paio di partite che fuori casa notiamo degli arbitraggi non con lo stesso metro arbitrale. Noi dobbiamo gestire meglio anche le nostre emozioni, sia dentro il campo che fuori dal campo. Però è sempre stata una partita in controllo, una volta Padova, una volta noi. Mi dispiace molto non essere stato sufficientemente, che la mia squadra non sia stata sufficientemente lucida negli ultimi punti del tie break, perché oggi nonostante una buona Padova si poteva vincere. Adesso che cosa serve a Molfetta per i prossimi impegni, che insomma tra i vari impegni che ci saranno nelle prossime settimane, insomma, sarà messa a dura prova la squadra anche dal punto di vista fisico? Sì, noi intanto abbiamo prossima settimana una partita importantissima con Monza, spero di farvi un favore tenendola senza punti nella trasferta di Molfetta, e così schifo non farebbe a nessuno dei due. Per noi è importante, Monza è un'altra buona squadra come è Padova, come è Molfetta, come è Latina, quindi tutte si possono giocare le posizioni che contano nei playoff. Poi ci saranno anche partite dure, partite ravvicinate, questo è il momento finale della stagione. Noi speriamo di arrivarci con una buona efficienza fisica e poi insomma ci giocheremo le nostre carte.